Un virus che c'è ancora ma fa meno paura, soprattutto se si guarda la pressione sugli ospedali. Questa è la nuova fotografia del governatore Zaia al Covid-19 in Veneto. La maggior parte dei nuovi casi è asintomatica e riguarda quarantenni. Cuoco di un ristorante di Jesolo positivo al test del coronavirus si era recato al pronto soccorso con la febbre. Locale chiuso per la sanificazione e tampone a tutti i dipendenti. Il sindaco di Jesolo, Zoggio, interviene sulle polemiche per gli assembramenti in discoteca. Se si decide di chiudere, i gestori vanno risarciti, ma non è questa la strada, dobbiamo convivere con il virus, spiega. Appartamenti senza luce allagati per problemi agli scarichi. La denuncia dei residenti di 2 palazzine di edilizia pubblica a Marghera. A segnalare il caso il candidato sindaco di Venezia, Marco Sitran. Ragazzi con disabilità tornano ospiti delle aziende turistiche del litorale veneziano. Saranno impiegati come lavoratori per la stagione turistica, l'iniziativa della regione dell'URSS 4. Cresce l'attesa per il programma della Mostra del Cinema. Domani la presentazione, un documentario girato a Venezia durante il periodo del Covid, protagonista della preapertura in Sala d'Arsenal il 1° settembre. Con l'emergenza Covid, il campionato di barbecue per non professionisti Griglia Roventi cambia veste. 60 squadre si sono sfidate collegate da tutta Italia. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Apriamo dunque con il punto fatto questa mattina dal governatore Zaia sulla situazione Covid in Veneto, un virus che c'è ancora ma fa meno paura, soprattutto se si guarda alla situazione negli ospedali della nostra regione. La maggior parte dei nuovi casi è asintomatica e riguarda quarantenni. Il governatore Zaia ha poi annunciato a breve una nuova ordinanza. Il virus non se n'è andato, sicuramente, e dopo lo vedremo, dà dei segnali diversi da un punto di vista clinico rispetto a questa invernata. I dati del resto lo dimostrano, soprattutto se si raffrontano con quelli del 18 maggio, primo giorno della fase 3 con la riapertura quasi totale delle attività commerciali. Se i positivi oltre 2 mesi fa erano 18.950, oggi sono 19.825, un aumento di 875 unità su un totale di 38 focolai presenti attualmente sul territorio. Una crescita lenta ma graduale, soprattutto in queste settimane di luglio con l'arrivo di casi importati. Ma la vera cartina di tornasole, ripete Zaia, è quella delle terapie intensive. 18 maggio erano 22 positivi e 29 negativi, somma 51. Oggi abbiamo 6 persone in terapia intensiva, tutte negative, e siamo a meno 45 rispetto a quel 18 maggio. La pressione sugli ospedali quindi è limitata, lo stesso virus ha decisamente cambiato target. 70% dei positivi asintomatici, sappiamo che l'età si è abbassata del positivo, siamo arrivati a 40 anni, abbiamo scalato di 20 anni. Vorrei ricordare che questo dato è un dato che si spalma a livello nazionale. Una situazione, sottolinea Zaia, monitorata fino a oggi attraverso l'esecuzione di 1.184.000 tamponi, e questo nella speranza che vengano validati i test rapidi elaborati dal dottor Roberto Rigoli. Ovviamente siamo in attesa della validazione, se mai avverrà, del tampone rapido, ma non perché è diventato un vezzo, perché scusate, qualcuno forse non ha capito cosa accadrà con l'autunno, che chiunque ha un colpo di tosse, un fiato e febbre, un po' di mal di gola, chiederà il tampone. E questo anche in vista della riapertura delle scuole, nelle ore in cui sta prendendo forma la bozza di protocollo tra Ministero e sindacati che prevede test a campione sugli studenti e un medico di sorveglianza per ogni istituto, per non parlare delle distanze. La scuola veramente rischia di essere il vero tema dell'autunno-inverno. Dopodiché ci sono dei temi rispetto alla scuola che sono quelli del distanziamento sociale all'interno delle aule durante la lezione. Insostenibile, cioè modalità insostenibili. Ci sono poi le immagini di assembramenti nelle discoteche del Veneto, in particolare dal muretto di Jesolo, che hanno fatto il giro dei social nel weekend. Netto il giudizio. Io penso che un assembramento del genere non abbia nessun tipo di giustificazione, punto. E della questione delle discoteche ha parlato oggi durante la nostra diretta di questa mattina il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia, che ha anche confermato una notizia. La notizia è quella di un nuovo contagio, è quello che riguarda il cuoco di un ristorante di Jesolo. Ieri, dopo aver accusato un lieve malessere e un po' di febbre, si è recato al pronto soccorso dove a seguito del tampone è risultato positivo. Il locale è stato chiuso per la sanificazione e gli altri dipendenti che lavorano con lui sottoposti a tampone. L'uomo
Uomo della comunità bengalese è ora in isolamento. L'ULSS e gli enti preposti dovranno risalire ora alla mappatura dei contatti che ha avuto per ampliare il monitoraggio. Notizia, come detto, che aveva confermato in diretta il sindaco Zoggia, che ha parlato del video che tante polemiche ha suscitato di quell'assembramenti in discoteca. Ha detto la questione va trattata con realismo, se si decide di chiudere i gestori vanno risarciti, ma non è questa la strada, dobbiamo convivere con il virus. Sentiamo le parole del primo cittadino di Jesolo. Non dobbiamo essere ipocriti, o queste attività in qualche modo si tollerano che siano così, ovviamente con tutte le precauzioni che abbiamo detto prima, o altrimenti si devono chiudere. La chiusura deve essere fatta a livello nazionale, ovviamente, e i gestori devono essere in qualche modo rimborsati dei danni che hanno. Gioca a carte scoperte il sindaco di Jesolo, che di fronte alle immagini del muretto squarcia quello che lui stesso definisce un velo di ipocrisia, soprattutto nei riguardi della vita notturna, motore tra l'altro dell'economia jesolana. Una difesa del proprio operato era arrivato anche dai gestori del noto locale. Mi è stata data una capienza di 2.970 persone. Io ne ho fatte 2.060. È normale che se poi la gente ad un certo punto si sposta tutti insieme, io posso controllarla, ma fino a un certo punto. Ma scene simili si sono registrate in altre discoteche del Veneto, dal Kings Club sempre di Jesolo al Playa Loca di Castelfranco. Rimanendo a Jesolo è delle ultime ore un nuovo caso confermato dallo stesso sindaco, stavolta in un ristorante, positivo un bengalese. E adesso il locale, l'ASL farà i controlli di tutte le persone che lavoravano all'interno del locale, chi andava in cucina, oltre che gli aiuti anche i camerieri, e dopo intanto momentaneamente credo che l'ASL la chiuderà. Episodi che per il primo cittadino non vanno però enfatizzati. Io capisco il primo periodo, ma adesso tutti quanti ci dicono che dobbiamo convivere, allora conviviamo e stiamo tranquilli e basta. Chi ha il virus è positivo, è come avesse l'influenza o purtroppo qualche altro male che nessuno ne parla mai e che ce ne sono tantissimi, anche che muoiono adesso. Per fortuna dei virus non muore più nessuno o quasi nessuno. E sulla questione assembramenti in discoteca chiediamo a voi telespettatori di dire la vostra con il sondaggio che vi proponiamo, una domanda secca alla quale vi chiediamo appunto di rispondere. Resta in discoteca, chiuderle, è giusto chiuderle? Se per voi la risposta è sì, il numero da comporre è lo 0422 16 26 691. Se invece la risposta è no, il numero da fare è lo 0422 16 26 690. È sufficiente fare uno squill, verrà automaticamente registrata la vostra risposta. La telefonata è gratuita, il risultato finale del sondaggio durante la trasmissione di questa sera Ring. E adesso entriamo nel pieno della campagna elettorale per le elezioni comunali a Venezia, partita che si gioca sui temi di attualità, coronavirus in primis. Il candidato sindaco del centro-sinistra Pierpaolo Baretta mette in campo la proposta che i sindaci compartecipino con la regione a stilare il piano sanitario regionale e attacca il suo rivale Brugnaro sui 54 milioni stanziati agli enti locali dal governo. Che non si lamenti, dice rivolto proprio a Brugnaro. Non abbassare la guardia sul coronavirus è opinione trasversale sul fronte politico, è motivo di scontro mettendo mano alle risorse e ripartizioni. E se è vero che la salute dei cittadini sta a cuore e pesa a cascata anche sulle spalle dei sindaci, il candidato alla guida di Venezia per il centro-sinistra Pierpaolo Baretta propone che il piano sanitario regionale, specie in periodo di emergenza, si concordi con chi l'emergenza la vive in prima linea. Il sindaco della città metropolitana, che è il sindaco di Venezia, ha il diritto di essere compartecipe ai piani di programmazione della salute dei propri cittadini ed è questo che io chiederò di poter discutere, non tanto degli organigrammi, dell'organizzazione sanitaria che spetta alla regione, che spetta agli enti preposti, ma quanto dei piani di gestione, di organizzazione della sanità nel territorio. Torna sul ruolo del sindaco della città metropolitana, realtà complessa che racchiude dell'ex provincia di Venezia i pro e i contro, rilancia sul ruolo della partecipazione per un territorio così variegato.
E anche qui bisogna farlo con la partecipazione degli enti locali in una sorta di consulta permanente. Questo è un impegno che io prendo assolutamente, perché credo che la città metropolitana sia un punto di sviluppo importante per tutto il territorio, non solo veneziano, ma anche in relazione a Treviso e a Padova. Non risparmia critiche al sindaco uscente Brugnaro che, dice Baretta, anziché lamentarsi dovrebbe guardare agli oltre 54 milioni di euro stanziati dal decreto 24 luglio del Ministero dell'Interno, ripartizione di cui sono state rese note le quote a favore di comuni e città metropolitane che arrivano dai 3 miliardi e mezzo del fondo, istituito a sostegno delle perdite di gettito registrate dagli enti locali a seguito dell'emergenza Covid. Appartamenti senza luce e allagati per problemi agli scarichi è la condizione denunciata dai residenti di 2 palazzine di edilizia pubblica a Marghera. A segnalare il caso il candidato sindaco di Venezia, Marco Sitran. L'aspetto estetico, parliamo di degrado in questo caso, è visibile. Basta fare un giro dei caseggiati e vedere un attimino di cosa stiamo parlando. Dario ha 63 anni. Da quando 2 mesi fa sua madre di 87 anni si è trasferita in una palazzina di edilizia popolare in via Cesare Beccaria a Marghera, arriva qui da Mira quasi tutti i giorni. Il disagio è forte, assenza di energia elettrica, scarichi che non funzionano, porte che si fatica ad aprire o che non si chiudono, come quella d'ingresso allo stabile. Non ci hanno dato almeno la possibilità di poter avere i servizi di prima necessità per vivere, e allo stato attuale ancora tantissima gente sta soffrendo questo problema. Alcuni condomini hanno segnalato la situazione a Marco Sitran, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Venezia, che si è preso carico del problema. Insula SPA ha consegnato degli alloggi ad alcune famiglie bisognose di aiuto in ritardo di 2 anni, degli alloggi fatiscenti con infiltrazioni, con fognatura traboccante, con Eternit in soffitta, portone che non si chiudeva, una situazione di degrado assoluto in cui non è neanche possibile vivere. In alcuni appartamenti risiedono anche dei minori e questa è una situazione davvero intollerabile. Tullio Luzzi Mossa, anche lui candidato con la lista Sitran, ha girato per il condominio col telefonino per testimoniare in queste immagini lo stato in cui versano abitazioni in cui alloggiano tra gli altri diverse persone anziane, anche con disabilità, oppure ancora una donna all'ultimo mese di gravidanza. La richiesta è di provvedere il prima possibile ad un intervento che appare quanto mai urgente. Un'amministrazione comunale che ritiene di aiutare i più bisognosi, soprattutto a Marghera, ma questa è una situazione assolutamente inaccettabile. Chiediamo a Insula SPA e a questa amministrazione di provvedere a risanare questa emergenza davvero vergognosa. Fine settimana di controlli antimicrocriminalità da parte dei carabinieri, particolarmente concentrata contro lo spaccio di stupefacenti nelle zone più calde di Mestre e Marghera. È passato dagli arresti domiciliari al carcere un 40enne tunisino già noto alle forze dell'ordine per i suoi trascorsi penali per spaccio e per le inottemperanze alle prescrizioni della misura a cui era sottoposto. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria lagunare è stato eseguito dai carabinieri di Mestre nell'ambito di un fine settimana di intensi controlli. A Milano è stato denunciato un 25enne italiano sorpreso con circa 13 grammi di marijuana durante una perquisizione. La droga era nascosta in un barattolo conservato all'interno di un magazzino. Un tunisino è stato invece denunciato per evasione dall'abitazione in cui sconta i domiciliari per spaccio, una 30enne romena per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Venezia per reati contro il patrimonio e un 18enne di Mira neopatentato per essere già stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico oltre il limite consentito. 7 invece le persone segnalate alla prefettura di Venezia per possesso di stupefacenti. 15 ragazzi, voltiamo pagina, 15 ragazzi con disabilità sono ospitati nelle aziende turistiche del litorale veneziano e impiegati a lavoro per la stagione turistica. L'iniziativa, nonostante le difficoltà di quest'anno, è stata fortemente voluta da Regione e ULS 4 per dare un segno tangibile di presenza anche a questi ragazzi che più di altri hanno sofferto il lungo periodo del lockdown.
Sono Giada, Luana, Stefano, Roberto, un sorriso, un cappellino, una maglietta per iniziare il loro periodo sul litorale veneziano. 15 in tutto i destinatari e la parte attiva, fondamentale, del progetto di turismo sociale ed inclusivo che li accoglie nelle strutture turistiche come hotel e villaggi. Sono i destinatari di tirocini lavorativi rivolti a persone con disabilità. Tutto parte nel 2017 per rendere accessibili le spiagge ai disabili. Nel 2018 il progetto di ULS 4 Regione implementa in ogni spiaggia le attività ludico-ricreative per portatori di handicap. Poi lo scorso anno prende forma la formula che si ripropone quest'anno, nonostante il minor numero di ragazzi cui è rivolta dato l'impiego di minori risorse economiche, considerato il periodo di emergenza sanitaria e le difficoltà di gestione. Sono una quindicina, lavoreranno in varie strutture del nostro litorale, sia da Cavallino a Jesolo, a Caorle, a Bibione, lavoreranno soprattutto in strutture alberghiere e svolgeranno attività di mansioni tipiche, insomma, delle attività alberghiere. Progetto che prima dello tsunami Covid doveva essere esteso a strutture di tutto il Veneto. Volevamo allargare questo progetto anche al resto delle località turistiche, quindi penso alla montagna piuttosto che al lago. Purtroppo non è andata così, purtroppo abbiamo dovuto metterlo nel cassetto questo progetto, questo sogno, lo riprenderemo sicuramente l'anno prossimo. Testimonia d'eccezione Vicente Del Bosque, ex allenatore del Real Madrid e della nazionale di calcio spagnola, che ha incoraggiato i ragazzi. Siate bravi, forti e coraggiosi, quando gli altri vedranno il mondo attraverso di voi, lo vedranno più bello e colorato. Domani verrà presentato il programma ufficiale di tutti i film della 77esima edizione del Festival della Mostra del Cinema di Venezia. Tra i presenti ci sarà sicuramente anche il regista Luca Guadagnino, che abbiamo intervistato all'apertura dell'Arena ai Giardini, preapertura della Kermesse cinematografica il 1° settembre con la proiezione di un film veneziano del regista Andrea Segre. Cresce l'attesa per il programma della 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che sarà presentato martedì. Tra i registi ospiti al festival ci sarà sicuramente anche il regista Luca Guadagnino, che abbiamo incontrato all'apertura della sezione Classici Fuori Mostra ai Giardini della Biennale. Molte emozioni. La prima è che questa è la prima proiezione pubblica che io frequento prima della pandemia e del lockdown che ci ha costretti tutti a cambiare completamente le nostre abitudini di fruizione del cinema, per esempio. L'ultimo film che avevo visto era un film dell'orrore a Parigi, che era L'uomo invisibile, con Elizabeth Banks, e questa è la prima volta che vedo un film con un pubblico in una sala, anche se all'aperto. Poi è molto bello per me stare nei Giardini della Biennale, che è un posto stupendo, con quanti capolavori di architettura. Il film, restaurato, ha contato sulla partecipazione dello scenografo e artista veneziano Giovanni Soccol. La cosa più importante del film è che è stato girato in sequenza, cioè seguendo il tempo dello svolgimento del film, cioè se all'inizio del film succede un'azione in questo punto e poi si svolge il film e alla fine la persona viene uccisa in questo punto, si gira l'inizio e poi si ritorna qua. Un documentario di Andrea Segre, Molecole, girato a Venezia durante il periodo del Covid, sarà protagonista alla preapertura in Sala d'Arsena il 1° settembre. Guadagnino tornerà presto a Venezia, ma ancora non rivela con quale film. Io sono stato invitato alla Mostra del Cinema di Venezia per la prima volta da Alberto, credo nel 99, sì, con il mio primo film che era The Protagonist, ormai 21 anni fa. Io sono legatissimo a Venezia, sono legatissimo alla Mostra del Cinema di Venezia, ma sono sinceramente legatissimo ad Alberto Barbera. Parliamo adesso di griglie e roventi, il campionato di barbecue per non professionisti. Quest'anno la sfida si è svolta a distanza sulla piattaforma Zoom, seguita con una diretta social da Piazza Mazzini a Jesolo. Non
Una estate senza griglie roventi che anche quest'anno è tornato puntuale in una veste inusuale dovuta all'emergenza Covid. Una Digital Edition che ha visto le 60 squadre partecipanti collegate da tutta Italia su Zoom. Per l'edizione 2020 dunque nessuna sfida fianco a fianco ma a distanza, senza dimenticare però lo spirito che caratterizza da sempre il campionato di barbecue per non professionisti. Davanti alle griglie con amici e familiari, improvvisando danze, scherzando, sfoggiando maschere e parrucche variopinte. Ma naturalmente una gara è pur sempre una gara, collegati dal giardino di casa, dal campeggio in vacanza o in mezzo ad un campo di Gran Turco con piccoli barbecue o grandi griglie, la fantasia culinaria degli sfidati si è scatenata per creare il piatto migliore. A decretare il vincitore la presidente di giuria Angela Maci, che ha giudicato l'impiattamento e la cottura della carne. A conquistare la vittoria il trevigiano Gianluca Chiapparo, che tra i vigneti insieme alla sua numerosa famiglia ha cucinato costicine in cottura lenta e chiuse in cartoccio con birra, tagliate e costata marinate con olio extravergine e spezie, pollo marinato alla birra e miele di castagne con crema di cipolla di Tropea. In chiusura vi ricordo l'appuntamento questa sera alle 21:15, come tutti i lunedì in prima serata torna a Ring con l'attualità al centro della puntata, condotta come sempre dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino, in studio con lui Elena La Rocca del Movimento 5 Stelle, Stefano Busolin della Lega e poi Fabio Crea di Fratelli d'Italia, Andrea Zanoni del Partito Democratico e poi a seguire Paolo Benvenu, candidato presidente Solidarietà, Ambiente e Lavoro e poi Nicola Cesaro, giornalista. E nel corso di Ring, vi ricordo, vi daremo anche il risultato del sondaggio che vi avevamo presentato questa sera. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. Anticiclone africano che entra nel vivo, bel tempo e gran caldo sull'Italia, ma vediamo nel dettaglio la situazione al nord-est per martedì 28 luglio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile giornata con il solleone, il cielo sarà sereno o velato, tipica canicola estiva con clima rovente e afa, locale brezza sulle aree costiere. Temperature sopra la media del periodo, minime fino a 24 gradi, valori massimi compresi invece tra 31 e 35 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole un po' su tutti i settori, vedete il cielo sarà sgombro da nubi, non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime sui 30-32 all'incirca. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo anche qui un ampio soleggiamento, salvo per isolati acquazzoni di calore al pomeriggio, specie sui settori settentrionali. Temperature minime sui 19-20 gradi, massime sui 34-35 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.